Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, sono le 12, diamo subito le ultime notizie. Questa è appena arrivata, esplosione mentre rifanno il cappotto di una casa, è grave un operaio, è accaduto a Stoccareddo nella Bassanese, vi daremo aggiornamenti tra pochissimo. Andremo poi anche a Bassano del Grappa per l'arresto di un comando di banditi che nel 2021 rapinarono un imprenditore nella sua villa di Marostica. Avremo in diretta Monica Smidele tra poco da Bassano del Grappa con il comandante dei Carabinieri e veniamo alle notizie, restiamo sulle notizie di cronaca. La tragedia di Miriam Ciobanu, ricorderete la ragazza che fu travolta ed uccisa a Pieve del Grappa la notte di Halloween del 2022, dopo un litigio col fidanzato, stava tornando a casa, venne investita da un'auto che andava a 160 all'ora, guidata da un 23enne che aveva bevuto ed era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Vediamo il servizio di Daniela Sizzia. L'impatto devastante, un volo di un'ottantina di metri, travolta ed uccisa Miriam Ciobanu, 22 anni, un incidente che aveva sconvolto la comunità intera. La giovane stava tornando a casa a piedi nel cuore della notte, si trovava probabilmente nei pressi della linea di Mezzeria quando è stata falciata dall'auto. Ora la procura ha chiuso le indagini preliminari, l'investitore Alessandro Giovanardi, 23 anni, sfrecciava a 158 km/h. Un missile che non ha lasciato scampo alla ragazza. L'automobilista dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato dalla violazione di plurime norme di circolazione. In particolare è stata contestata una velocità eccessiva, stimata dal perito in 158 km/h in un tratto in cui vigeva il limite dei 60 km/h, per di più in ora notturna, e su tratto non illuminato. È stata anche contestata la violazione della normativa per quanto riguarda l'assunzione di alcol e l'assunzione di cannabinoidi. Miriam quella notte tra il 31 ottobre e il 1 di novembre aveva discusso con il fidanzato ed aveva deciso di rientrare nella sua abitazione a piedi. La tragedia lungo via Vittorio Veneto alle prime luci dell'alba. Il dolore della famiglia di Miriam, lo shock degli amici. Il 23enne aveva un tasso alcolemico di 1,33 ed è risultato sotto l'effetto di cannabinoidi. La Marca rimane una delle province dove si registrano più incidenti stradali, anche mortali. Sicuramente, come ho già detto in altre occasioni, è una delle più grosse piaghe sociali del Trevigiano questa. L'appello rimane sempre lo stesso, quello di mettersi alla guida con responsabilità, rispettando le norme del codice della strada. Ovviamente sì, però evidentemente chi lo fa pensa che a lui non possa succedere, ma può succedere a tutti. Capo di Treviso Martani, abbiamo raggiunto al telefono la mamma della vittima. Sentiamo. Assolutamente come la prima volta, per me il pensiero resta lo stesso in merito. Resta lo stesso. E anche nei riguardi di Alessandro. Dispiaciuta, so che poi la legge farà il suo corso, purtroppo ha sbagliato, ma il mio pensiero personale resta lo stesso. Come allora senza rancore, capace di perdonare chi le portò via la figlia a soli 22 anni. Laconica e lapidaria, chiusa in un dolore che non si può neanche descrivere. Non si sbilancia Adriana Ciobanu, la mamma di Miriam, la giovane travolta da un'auto e uccisa all'alba del 1 novembre scorso mentre rincasava a piedi. Chiuse le indagini con la conferma dell'assunzione di droga e alcol e l'alta velocità sostenuta dal 23enne di San Zenone degli Ezzelini alla guida del mezzo che la investì resta una piaga incolmabile, inaccettabile, che non si rimarginerà mai più. E il pensiero di questa donna corre nel senso alto della pietas anche alla famiglia dell'investitore. Anche perché dice nulla potrà ridarle indietro Miriam. Assolutamente no. E sicuramente si trova anche un'altra famiglia distrutta. Non solo la nostra, ma anche la loro. C'è rabbia da parte sua? Assolutamente no. Assolutamente no. Non c'è stata né subito né adesso a distanza di 6 mesi. Andiamo in diretta adesso a Bassano del Grappa per l'arresto di 4 banditi che avevano nel 2021 rapinato l'imprenditore nella sua villa. La linea Monica Smidele.
Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Mi trovo in caserma Carabinieri di Bassano del Grappa, con me c'è il comandante della compagnia dei Carabinieri di Bassano, il tenente Antonio Bellanò. Tenente, allora ci sono stati 4 arresti per un assalto in villa avvenuto nel 2021 a Marostica. 4 persone accusate appunto di rapina a mano armata in concorso. Sì, la mattina del 30 maggio del 2023 abbiamo dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di un gruppo di soggetti, tutti indagati a vario titolo di una grave rapina avvenuta appunto a Marostica. Si tratta di 6 soggetti sul conto dei quali vi sono misure cautelari già applicate e in realtà 2 sono ancora da ricercare, sono state già avviate le ricerche a riguardo. Quindi ci sono 4 arresti appunto per questa rapina a mano armata avvenuta ai danni di un imprenditore, rapina in villa accaduta, successa ad aprile del 2021. Che cosa avvenne in quell'occasione? In effetti in quell'occasione, il 1° aprile del 2021, un gruppo, erano 3 sostanzialmente gli autori materiali, avevano fatto irruzione in questa villa e dopo aver guadagnato l'ingresso avevano quindi entrati nella casa e avevano trovato un ospite al quale avevano rivolto delle precise minacce e lì ne era poi scaturita una veloce ricerca di quanto da loro voluto per poi fuggire via frettolosamente insieme ai loro complici. Ricordiamo, comandante, armati di pistola. Armati di pistola, una pistola semiautomatica, proprio vero. Non solo però l'assalto in villa del 1° aprile, perché in realtà la stessa banda aveva letteralmente preso di mira l'imprenditore con un tentativo di rapina anche 2 giorni prima e poi qualche giorno dopo anche nell'azienda dell'imprenditore a Thiene. È proprio vero, il 30 marzo, quindi 2 giorni precedenti, era stato compiuto quindi un tentativo di furto in abitazione e l'11 aprile successivo invece in danno dell'azienda dello stesso imprenditore. 3 episodi che hanno di una complessa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, che ha portato appunto agli arresti. Certamente. Riteniamo di aver comunque contribuito a fermare un'azione delittuosa di una estrema gravità. Ricordiamo che però ci sono ancora 2 persone che sono ricercate. Sono state avviate a riguardo delle mirate ricerche. Da Bassano è tutto, io ringrazio il comandante della compagnia Carabinieri di Bassano, il tenente Antonio, e restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie Monica Smidele. Vediamo anche i nomi dei banditi, che i giornali parlano, dicono che sono veneti. Sì, sono veneti, ma sono Sami Rizaoui, 27enne di Gallarate, questo è lombardo, Iliassa Crui, 31enne di Thiene, Omar Bribri, 23enne di Schio, nonché della misura degli arresti domiciliari nei confronti di Carmelo Giacchi e anche divieto di dimora, sono tutti provvedimenti dei carabinieri nei confronti di Hisham Zidane, 26enne di Cassano Magnago, quindi una banda lombardo-veneta con però persone originarie di altri paesi. Restiamo sempre sulla cronaca, tra poco andremo anche da Daniela Sizzia a Silea, allo Sportler, che è stato svuotato da una banda che ha portato via biciclette per davvero un valore enorme, un bottino di un valore enorme. E vediamo invece la scomparsa di una donna che è scomparsa nel nulla dopo un litigio con il marito, che ha denunciato ai carabinieri la sparizione. Federico Fusetti. Litiga con il marito e poi si allontana da casa. È accaduto nelle scorse ore a Portogruaro, dove una donna di 45 anni è sparita nel nulla. A denunciare la scomparsa è il marito, dopo che i 2 avevano avuto una discussione in mattinata. Subito dopo la donna, madre di un figlio, ha deciso di andarsene di casa a bordo dell'auto di famiglia.
Poche ore dopo il marito si è recato dai carabinieri di Portogruaro per chiedere aiuto. Una volta denunciata la scomparsa è scattato il piano di ricerche. Sono stati ascoltati amici e parenti, mentre a casa sono stati trovati telefono cellulare e portafogli. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Venezia, sono condotte dalle forze dell'ordine e dai vigili del fuoco. E purtroppo è stata ritrovata morta la donna scomparsa, incinta, Giulia Tramontano. Il fidanzato ha confessato l'omicidio. Dopo il delitto diceva all'amante: se n'è andata, sono libero, il figlio non è mio. Aveva appunto 2 fidanzate contemporaneamente, entrambe incinte. Qui lo vediamo mentre torna a casa prima di essere arrestato. Il cadavere di questa donna è stato trovato a mezzo chilometro di distanza dall'abitazione dove la coppia viveva. Andiamo a Silea da Daniela Sizia per questo maxi furto di biciclette. A te la linea, Daniela. Buongiorno direttore, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, vedi, siamo all'interno dello Sportler di Silea. Come vedi, questa è la pedana dove si trovavano le biciclette, pedana ovviamente vuota, e i ladri si sono calati da questo lucernario con una carrucola probabilmente. E la cosa è una banda specializzata assolutamente in questo tipo di furti. Ricordiamo che è l'ennesimo furto di questo tipo nella Marca, ma anche nella regione, e 11 le biciclette portate via sono biciclette di pregio. Io sono con il direttore Paolo D'Accola. Intanto buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Sì, ieri mattina appunto ci siamo accorti di questo clamoroso furto. Nella notte tra martedì e mercoledì questi malviventi sono saliti sul tetto e dopo aver rotto il cupolino, diciamo i cupolini quelli per il sistema antincendio, hanno con un flessibile rotto l'inferriata, tempo circa mezz'ora, e in una decina di minuti tramite una carrucola hanno appunto asportato queste 11 bici da corsa, quindi bici anche con un peso molto leggero, e dallo stesso foro le hanno portate su. Ecco, di un importo, insomma, un danno importante. Sì, l'importo è totale circa 45.000 euro valore di vendita. Abbiamo da Pinarello, Cannondale, Trek, Scott, un po' di tutto, e appunto ci sono anche bici veramente molto pregiate, e è evidente che sono andati a colpo sicuro perché ogni dettaglio è stato studiato alla perfezione. Ecco, direttore, infatti ti faccio vedere, questa è la pedana. I malviventi si sono guardati bene dal scendere da questa pedana. Perché? Perché su questa pedana l'antifurto non c'era. Se loro fossero scesi o fossero andati ad esempio qua da queste altre biciclette, sarebbe scattato l'allarme. Quindi loro sapevano benissimo che non dovevano scendere da qua. Per cui ho studiato proprio nei minimi dettagli e sono entrati dal retro, giusto direttore? Sì, non abbiamo delle prove schiaccianti, ma facendo un po' di valutazioni con i nostri tecnici, con le forze dell'ordine nella giornata di ieri, è abbastanza evidente che siano entrati dal retro, da una nicchia che c'è dietro appunto il negozio, protetta da un lato dal magazzino nostro, dal lato dalla palestra arrampicata. Dietro c'è ancora un cantiere in costruzione, quindi di notte è tutto buio, e lì c'è una scalinata, c'è un tubo del gas, insomma avevano modo di salire. E evidentemente sapevano gli orari della vigilanza, sapevano le nostre dinamiche, era studiato molto molto bene. Sì. Hanno atteso infatti la prima il giro della ronda, e tra la prima e la seconda hanno messo in atto il furto, e fra l'altro hanno caricato molto probabilmente ovviamente tutte le biciclette in un furgone e poi sono fuggiti. E diceva il direttore sarà molto difficile adesso trovare queste bici, anche se tenterete. Sì, noi faremo il possibile, le forze dell'ordine hanno tutti i dettagli delle biciclette, ma probabilmente è tardi, nel senso che la possibilità maggiore sarebbe stata quella di intercettare il furgone a caldo nelle prime ore, ma già noi essendoci accorti dopo 8 ore probabilmente era già tardi ieri mattina, figuriamoci oggi e nei prossimi giorni. E voi pensate saranno già all'estero queste bici?
Probabilmente all'estero, non è detto, ma è abbastanza probabile che siano distanti da qua. Noi proveremo in qualche modo ad acquistare magari queste biciclette su tutti i canali, soprattutto web, ma sì, sappiamo che non sarà semplice. Ecco, direttore, fra l'altro, un'ultima cosa, davvero organizzato in maniera dettagliata. E quando sono arrivati qua, prima di scoprire il furto, non si sono neanche resi conto loro, perché le bici è vero che non c'erano, ma potevano essere state spostate, perché addirittura avevano rimesso a posto anche l'inferriata. Quindi insomma sapevano esattamente quello che volevano fare, come volevano fare, e adesso stanno pensando a potenziare l'antifurto anche sul tetto, giusto direttore? Sì, noi purtroppo avevamo una certa predisposizione a livello di sicurezza che appunto si è rivelata non sufficiente e adesso abbastanza di fretta andremo a implementare e a organizzarsi meglio, perché è evidente che così non basta. Sì, sono molto preparati, sono professionali in quello che fanno. Direttore, da Silea è davvero tutto o ti restituisco la linea? Grazie molte, grazie a Daniela Sizzia. Ieri sera grandi ascolti a Focus, abbiamo parlato dei veleni del dopo ballottaggio, soprattutto quello di Vicenza, con scontri tra partiti, polemiche all'interno delle coalizioni, in particolare a Vicenza dopo la vittoria di Giacomo Possamai, ma un'altra vicenda che ha scatenato una bufera di reazioni è quella dell'espulsione dalla Lega del consigliere regionale Fabrizio Boron. Qualcuno credo dovrebbe anche dire, no, nel momento in cui a Padova prendiamo il 6%, facciamo 2 consiglieri comunali, a Verona la perdiamo, poi perdiamo Vicenza, facciamo un consigliere comunale. Qualcuno dovrebbe anche dire che magari qualche errore lo fa e che non è così, quasi cioè, ha la capacità di non sbagliare mai, perché poi alla fine sembra che nessuno sbagli mai. C'è chi governa il partito o chi ha avuto delle responsabilità di governo del partito negli ultimi 2 o 3 anni in maniera decisa e insomma gli errori poi si pagano. L'ultima uscita da leghista lunedì sera a Ring, talk show di Antenna 3, emittente del gruppo Media Nord-Est, per commentare i risultati delle amministrative a Vicenza appena vinte dal centro-sinistra. Anche in quel caso Fabrizio Boron non ha risparmiato critiche a quello che ora è il suo ex partito. Ricordo benissimo il percorso che ci portò alla vittoria del 2014 su Padova. È stato un percorso dove il candidato era voluto, era scelto, si è lavorato in maniera forte sul territorio, invece di personalismi che a volte magari portano a difficoltà che poi si manifestano come l'anno scorso magari è andata a finire Verona. L'espulsione dalla Lega è arrivata di certo non come un fulmine a ciel sereno, visto che i rapporti tra il consigliere regionale padovano e il Carroccio erano tesi da più di un anno. La decisione è arrivata direttamente dal federale di Via Bellerio, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, il sostegno alle recenti amministrative al candidato Mario Fiorindo a Mestrino, contrapposto al sindaco uscente e poi riconfermato Marco Agostini, scelto dalla Lega. Borona l'anno scorso inoltre non aveva mancato di esprimere il suo disappunto per la scelta di candidare Francesco Peghin, sindaco di Padova, che perse al primo turno contro Sergio Giordani. Il confronto porta sicuramente a trovare soluzioni migliori e condivise. Se poi non c'è il confronto e ci sono le decisioni calate dall'alto, qui sta parlando un po' della Lega, dai, ho capito. No, adesso, io ho detto parlo per la Lega, non mi permetto di parlare per gli altri. Poi ci sarebbe anche la questione dell'insolvenza di Boron nei confronti del partito. Da mesi infatti non verserebbe la quota che ogni amministratore eletto o nominato è obbligato ad erogare, una cosa che il consigliere regionale aveva apertamente dichiarato. Le epurazioni nel Padovano in totale sono state 4. Oltre a Boron ci sono Tiziana Gaffo, che anche lei a Mestrino aveva sostenuto una candidata della lista Fiorindo e nota per posizioni Novax durante la pandemia, Massimiliano Bertazzolo, consigliere comunale di Albignasego, e Michele Rettore di San Giorgio delle Pertiche, protagonista pochi mesi fa di una candidatura a segretario provinciale in aperta polemica e poi ritirata. E avete visto, Boron era stato ospite di Ferdinando Avarino a Ring su Antenna 3 e ieri sera lo ha intervistato al telefono Nicola Zanetti. Sentiamo cosa ha detto. Guardi, io non ho notizie ovviamente ufficiali, perché a me non è arrivata nessuna comunicazione, apprendo dagli organi di stampa
quanto sarebbe accaduto. Sarebbe abbastanza incredibile, no, che ormai le raccomandate si mandano a mezza stampa. Però vabbè, vedremo nei prossimi giorni se tale cosa è vero, cosa avranno scritto nel provvedimento. Credo che tutto quello che si sia creato sul discorso di insolvenza, per il quale vorrei ricordare che l'insolvenza va controllata dal 2015 ad oggi, no, perché poi nascondersi dietro l'ultimo periodo solo perché c'è un congresso in corso è abbastanza incredibile. Bisognerebbe controllare dal 2015 ad oggi a tutti i livelli e su tutte le regioni quello che è successo. Io ricordo benissimo, insomma, ho sempre pagato tutto e anche di più, e ricordo benissimo che questa storia girava anche negli anni passati, però non è mai stato fatto nulla. Oggi viene presa in campo questa cosa e molto probabilmente io sono il capro espiatorio, perché io ho dichiarato apertamente che tutto ciò che è da versare verrà versato nel momento in cui questo partito si dà delle regole di trasparenza e democrazia, cose che, se tale notizia fosse vera, smentirebbero la mia speranza, insomma, ecco. Io credo che questo sarebbe un provvedimento ascrivibile al congresso che si deve fare. Mi pare di capire, insomma, che chi sta scrivendo le regole per il congresso è lo stesso che poi si deve candidare. Lei ha mai visto una cosa del genere? Siccome forse io ho detto una verità e allora questa verità deve essere taciuta. Ecco. Stranamente queste cose succedono nel momento in cui si deve celebrare il congresso regionale, il congresso nazionale veneto. Non è un caso. Allora, andiamo in diretta a Venezia, perché ieri c'è stata l'inaugurazione del Salone Nautico alla presenza del ministro Salvini, insomma c'era il governatore Zaia, il presidente del Senato La Russa, e torniamo lì e sentiamo cosa ci dice in diretta Ilaria Marchiori. A te la linea, Ilaria. Infatti mi sembrava che non fossero pronti. Vediamo allora, sempre sul visto che siamo. Ecco, vedo il sindaco. Digli che ci siamo. Ecco, allora c'è il sindaco Luigi Brugnaro. Non ho avuto tempo. Sì. A te la linea, Ilaria, a te la linea. No, non ne parliamo più. Sì. Eccoci qui, buongiorno direttore, siamo qui proprio, siamo onoratissimi di avere con noi il sindaco Luigi Brugnaro. Oggi seconda giornata di Salone Nautico, ieri abbiamo visto la visita del ministro Salvini, del presidente La Russa, poi tantissime barche meravigliose, diciamolo, bellissime, e oggi seconda giornata e si inaugura, possiamo dirlo, la Biennale della Sostenibilità, e lo si fa parlando del Mose. Sì, il presidente Brunetta, che è presidente della fondazione, vicepresidente è il sindaco di Venezia e il presidente della regione Zaia, e più ci sono all'interno della fondazione tutte le massime, diciamo, istituzioni culturali della città, a partire dalle università alle grandi istituzioni culturali, e più tutte le grandi aziende italiane di fatto partecipano alla fondazione come soci fondatori. L'idea è quella di proporre modelli sostenibili, realizzabili, e siamo partiti. Oggi partono a raccontare il Mose, li porteranno nel pomeriggio a vedere i cantieri, vedere i tunnel sotterranei, come funziona il Mose, eccetera. Lì abbiamo fermato il mare, ci chiamano da tutto il mondo per capire come abbiamo fatto. E allora spiegavo oggi in poche parole che dobbiamo capire intanto quali sono stati gli errori del Mose. Oggi che sia un successo è fuori discussione, ma perché ci abbiamo messo 30 anni per farlo? Due questioni. Uno, i finanziamenti che arrivavano a Singhiozzo ed erano motivati a Roma dal fatto che qui c'era il partito del no, del sì, e Roma dice, beh, allora se è così andiamo piano. E questo è un grave errore, per cui dobbiamo andare compatti noi quando chiediamo e proponiamo dei progetti, e dobbiamo abbattere quel partito dei sospettosi, dei paurosi, di tutti i tipi. Primo problema. Secondo problema, il codice degli appalti. Dentro l'appalto è previsto il subappalto. Il subappalto prevede che il subappaltatore possa fare dei miglioramenti sui servizi, impianti vari, eccetera. E questi facevano i miglioramenti, ma non si raccordavano uno con l'altro, perché avevi un tubo di corrente che arrivava alto e uno basso sul corridoio. Io ho trovato questa situazione qua. Diciamo che con un po' di parolacce, situazioni varie, di coraggiose, insomma un po'
abbiamo messo in piedi sta roba qua, sembrava una babele. Però queste due questioni devono servirci, infatti il codice d'appalti adesso cambierà, ci vuole appunto un'unitarietà del progetto, bisogna fare cabine di regia più stringenti e soprattutto avere i tempi, perché se i tempi si dilatano entra la delinquenza entra su sta robe qua, sui ritardi della burocrazia, noi dobbiamo essere veloci e trasparenti. Se si vuole fare un'opera invece di fare tante promesse eccetera, si fa un progetto serio, fatto bene, con un'analisi corretta, non si sbagliano le misure. Si dice esattamente quali sono i temi del momento, si analizza bene tutto il contesto, a quel punto si fa il progetto, allora il progetto sarà corretto, perché se un progetto parte da analisi sbagliate il progetto è sbagliato, sono regole, a quel punto là devi cercare il finanziamento, se ce l'hai parti con l'opera, a quel punto la dichiari. Invece qui abbiamo la dichiariamo il mondo intero, i ragazzi a un certo momento la gente non ci crede più. Non bisogna, basta fare promesse, fare cose. Qui vedete le cose, lo diciamo visto che siamo al Sole Nautico, se il direttore mi consente, abbiamo più di 200 espositori, sono barche bellissime, lo dico perché magari qualcuno in questo può portare la famiglia venerdì, sabato, domenica, quando vuole. C'è un'area giochi dove la gente può provare, i bambini possono provare a vogare, ci sono barche da sogno, ma ci sono anche barche molto piccole, anche se per uno magari vuole cambiare la barchetta, cioè sono cantieri locali come ci sono le grandi, tutte quante le grandi costruttori italiani e anche esteri, per cui veramente bello, passerete giornate bellissime, il posto all'Arsenale l'abbiamo ripulito tutto, è il 4º anno, insomma spero che i veneti siano contenti di Venezia, perché Venezia è il Veneto, siamo noi, siamo la stessa gente. Ringrazio il sindaco Brugnaro qui dal Salone Nautico, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e al sindaco Luigi Brugnaro. Vediamo, c'erano delle immagini sul Salone Nautico, ieri c'è stata una inaugurazione in pompa magna, come è giusto che sia in queste grandi occasioni, una manifestazione che ha raggiunto risultati straordinari, centinaia di imbarcazioni esposte, il ministro Salvini con il governatore Luca Zaia, li vedete assieme al sindaco Brugnaro, poi c'è stato anche modo di riflettere su quelle che sono le tasse sulle imbarcazioni e lo ha fatto in particolare il ministro delle infrastrutture Salvini, che ha detto no a nuove tasse sulle barche o i ricchi scappano all'estero. Sentiamo una parte del suo intervento. Per me, da Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti... No al superbollo, no a qualsiasi ipotesi su nuove tasse sulle barche, perché i ricchi si sposterebbero all'estero, in Costa Azzurra. Annunciando al Salone Nautico di Venezia di essere al lavoro con Brugnaro e Zaia sulla convivenza tra navi, ambiente e turismo, il ministro Matteo Salvini ha aggiunto che bisogna aiutare la creazione di ricchezza in questo paese e che quelle tasse porterebbero solo alla perdita di operai e artigiani. Se avessimo ascoltato i no Mose, i no TAV, i no Ponte, i no qui e i no là, Venezia sarebbe finita sott'acqua decina di volte. È vero, ci sono state vicissitudini economiche, giudiziarie, infrastrutturali, però io dico grazie al Mose e grazie a chi pensa in grande, perché se non avessimo pensato in grande non avremmo avuto Venezia. Venezia che è un museo, ha concluso Salvini, per cui chiedere un contributo a chi la visita potrebbe essere la strada da seguire. E qui il riferimento è al pagamento di un contributo d'accesso per i turisti su cui è al lavoro il Comune. L'Italia deve diventare capitale della nautica nel mondo, ha detto invece il presidente del Senato Ignazio La Russa, definendo Brugnaro tra i sindaci più bravi e il più innamorato della sua città. Qualunque cosa parta da Venezia, qualunque cosa parte dall'Italia, è benedetta dalla cultura, dalla storia, dalla fantasia, dalla capacità tecnica e soprattutto dall'entusiasmo e dalla fantasia tutta italiana. E questo era il Presidente del Senato Ignazio La Russa ieri a Venezia. Torniamo alla cronaca perché c'è stato un altro infortunio mortale, questa volta a Piombino Dese. La vittima era un operaio, si chiamava Pio Giaretta ed è caduto dal parapetto all'interno di una cava. Sentiamo il servizio di Chiara Gaiani. Viveva a Carmignano di Brenta, Pio Giaretta, e i lavori all'interno delle cave li conosceva bene, era il suo mestiere. Si trovava a Piombino Dese ieri pomeriggio all'interno della cava ex Siges, quando intorno alle 15, mentre stava effettuando alcuni lavori di manutenzione, è precipitato, volando giù da un parapetto dall'altezza di circa 3 metri. I soccorsi immediati, prima dei colleghi, poi dei sanitari del SUEM 118, che hanno fatto partire anche l'elicottero da Treviso, non sono valsi a salvargli la vita.
Pioggeretta, che indossava il caschetto di protezione ed era un addetto molto esperto, avrebbe battuto la testa su una putrella. La caduta non gli ha lasciato nessuno scampo. Le indagini sono affidate allo Spisal e ai carabinieri. Nel frattempo a Carmignano di Brenta, dove Pioggeretta e la sua famiglia sono molto conosciuti, la notizia si è diffusa rapidamente. Era stato sposato con un'ex consigliera comunale, Pioggeretta, padre di 2 figli, sarebbe diventato nonno a breve. Una tragedia che allunga la scia di morti sul lavoro. In provincia di Padova, seconda in Veneto come numero, da inizio 2023 le morti bianche sono state 6, 29 le vittime del lavoro in tutta la regione. Un incidente stradale questa mattina ad Albignasego, è gravissimo, un ragazzo di 17 anni che è caduto dalla sua moto. Vediamo. Grave incidente stradale stamattina verso le 7:30 in strada Battaglia ad Albignasego. Un motociclista di 17 anni è stato trasportato in ospedale a Padova in prognosi riservata a seguito delle ferite riportate nell'impatto. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale di Padova, il giovane, all'altezza della rotatoria di fronte ad un supermercato, avrebbe perso il controllo della moto andando a sbattere violentemente contro un furgoncino che proprio in quel momento stava transitando. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUAM 118 che dopo aver stabilizzato il ferito l'hanno trasportato in ospedale. Il 17enne è in condizioni critiche, la viabilità ha subito rallentamenti per oltre un'ora. Servizio di Francesco Rattai, tasse mai pagate ed un caseificio è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Rovigo. Nel corso del controllo è emerso che l'imprenditore titolare dell'azienda, risultato evasore totale, produceva e commercializzava prodotti caseari senza alcuna autorizzazione, oltre che non in regola dal punto di vista della normativa igienica. Non solo le consegne dei prodotti venivano eseguite con un mezzo non idoneo e senza alcuna cura e quindi con gran pericolo per la salute pubblica, ma le merci non presentavano alcuna delle indicazioni previste che ne consentissero la tracciatura nelle varie fasi della produzione e della commercializzazione. Per questo sono stati sequestrati anche 100 kg di formaggi. Intervento dei Vigili del Fuoco dalle 6:30 di questa mattina con 2 autopompe, 2 autobotti e 12 operatori per spegnere l'incendio di rotoballe di fieno in un'azienda agricola in via Castellana a Morgano. Il fumo sprigionato dal rogo ha destato preoccupazione anche nei comuni vicini, ma fortunatamente i pompieri sono riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero e sono tantissimi gli incendi di cui abbiamo dato conto nelle ultime settimane. Andiamo adesso a Bassano del Grappa, dove ancora si aspetta l'apertura del Tribunale della Pedemontana. Continua ad arrivare il sottosegretario alla giustizia Ostellari, adesso si stanno opponendo gli avvocati, sono continue riunioni, sembra che si debba aprire il Pentagono, si tratta di un tribunale che serve ai vicentini e ci chiediamo quanto tempo ancora occorra perché si possa finalmente usufruire di quella che è una cittadella della giustizia che è costata 12 milioni di euro. Tribunale sì, tribunale no. Il Palazzo di Giustizia della Pedemontana incassa altri punti dopo l'incontro del sottosegretario Andrea Ostellari con gli ordini professionali, porta a casa una promozione da parte del ministro della Giustizia Carlo Nordio e causa una levata di scudi da parte degli avvocati vicentini, padovani e di Treviso. Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa il ministro Nordio ha risposto a un'interrogazione del senatore Antonio De Poli sul tema del Tribunale di Bassano con queste testuali parole. La creazione del nuovo ufficio giudiziario viene pienamente sostenuta dal governo, in quanto coerente con l'obiettivo di conciliare l'efficienza del sistema giudiziario e la razionalizzazione delle risorse disponibili in funzione dei carichi di lavoro con la doverosa risposta di giustizia di prossimità che lo Stato deve garantire. Insomma, se non è una conferma questa, poco ci manca, anche perché il percorso dovrà avvenire tramite il Parlamento. Ma per una promozione arriva anche una bocciatura da parte dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, Padova e Treviso. E proprio a Vicenza si è costituito un comitato a difesa di una giustizia di qualità.
Ne fanno parte esponenti dell'avvocatura berica come gli avvocati Gaetano Crisafi, che del gruppo è anche presidente fino all'assemblea, Alessandra Capuano Branca, Enrico Ambrosetti, Paola Dalprà, Lino Roetta, Cristina Zanini e Simone Veronese. Nel mirino del comitato c'è la necessità di sensibilizzare con ogni mezzo l'opinione pubblica sull'assoluta inopportunità di depotenziare le già ridotte risorse del Tribunale di Vicenza a vantaggio dell'anacronistico progetto del Tribunale della Pedemontana. Una nota emessa dal gruppo di avvocati sottolinea come la scelta di ridurre i magistrati a Vicenza per collocare personale nel nuovo tribunale vada contro l'esigenza di una giustizia di qualità e a vantaggio di una sorpassata necessità di vicinanza del Palazzo di Giustizia. Una risposta a questo tema l'aveva però già data il sottosegretario Ostellari a Bassano, dicendo questo. È legittima la loro preoccupazione, è una preoccupazione che abbiamo anche noi, ma la dobbiamo superare attraverso la volontà politica che dobbiamo registrare, positiva di questo nostro governo, di questa nostra maggioranza, capace quindi di rilanciare il Paese. Come? Attraverso quindi l'investimento che deve riguardare personale, ma deve riguardare anche la capacità di rimettere al centro il cittadino, i suoi bisogni e la giustizia. Siamo nel Bassanese perché continua il disagio lungo la trafficatissima Valsugana dopo l'avvio del cantiere tra Solagna e Valbrenta. Vediamo. Valsugana, che passione, una vera sofferenza per i conducenti di auto e mezzi pesanti che arrivando da nord all'altezza del ponte di Campolongo tra Valbrenta e Solagna si trovano costretti a voltare verso la provinciale interna campesana. E siccome siamo in Italia c'è anche chi ha ben pensato di non rispettare il divieto di transito, andando con il tir a bloccare per ore la già trafficatissima SS47, trovandosi costretto a tornare indietro. Beh, potete ben immaginare un camion che fa manovre per girarsi su una strada. Questo aggiunge disagio al disagio, perché per noi evidentemente il disagio è tanto. Come ha detto ben lei, sono anche interventi che erano necessari. Nel caso di specie noi siamo un po' la vittima sacrificale, perché l'intervento è tra la statale 47 e la strada provinciale, però gli effetti negativi incombono evidentemente sul comune di Valbrenta. Adesso abbiamo chiesto comunque di poter avere un incontro per cercare di contribuire con qualche miglioramento che renda un po' il traffico più fluido. Ma una volta che i mezzi girano verso la Campesana, i disagi non terminano. Sono i disagi in entrata, tant'è che a noi cercheremo già oggi di modificare un po' l'aiuola che di fatto è già stata devastata, in modo di rendere più fluido il traffico. Con la provincia e con l'ANAS si sta ragionando di dare la precedenza a questa via alternativa e quindi rallentare, o meglio mettere degli stop da nord e da sud in modo che si fluidifichi. E in vista dell'ormai prossima estate, il flusso del traffico, che oggi conta il transito di almeno 27.000 veicoli al giorno, verrà almeno raddoppiato. La situazione rischia di diventare ingestibile, dice Ferrazzoli. È importante alla luce di questo fare presto nel trovare soluzioni che siano, non dico radicali, ma che consentano di fluidificare il traffico in maniera definitiva. E non si è trattato di disagi in Emilia-Romagna, perché avete visto che disastro, una catastrofe con un'alluvione che ha provocato lo sgombero di migliaia di persone, danni incalcolabili, davvero una tragedia che ha richiamato alla memoria quello che è accaduto in Veneto nel 2010 e anche nel 2012, ed è perché in Emilia-Romagna non erano stati fatti interventi per evitare grossi dissesti idrogeologici, una regione che non era stata messa in sicurezza, e oggi invece a Vicenza l'assessore alla protezione civile dell'ambiente Giampaolo Bottaccini è andato a vedere come stanno andando i lavori del bacino di laminazione di Viale Diaz dopo quello di Caldogno. È un altro grosso lago, chiamiamolo così, artificiale, che in caso di emergenza può evitare che ci siano dei disastri, come abbiamo visto in Emilia. Vediamo. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia dell'assessore Giampaolo Bottaccin, oggi qui in sopralluogo al bacino di laminazione di Via Diaz. A che punto siamo?
Ma siamo al termine, nel senso che stiamo portando a termine le ultime finiture, però il bacino è già operativo dal punto di vista idraulico, quindi qualora ci fosse una piena che interessa il Bacchiglione o i suoi affluenti, l'Orolo, il Timonchio, questo sarebbe in grado di trattenere temporaneamente oltre 1 milione di metri cubi di acqua, evitando che quest'acqua possa andare a impattare, come accadde nel 2010, nell'abitato di Vicenza. Ecco, parliamo passo dopo passo cosa succederebbe in caso di piena. Ma in caso di piena le casse di espansione funzionano così: il fiume aumenta di livello, quando arriva quasi al sormonto arginale, quindi quando è in piena vengono invase queste aree, questi bacini di laminazione in maniera controllata, in modo tale che l'acqua in più, anziché andare ad uscire dove vuole lei sormontando gli argini, venga trattenuta in queste zone che vengono, fra virgolette, sacrificate. Sono zone in questo caso agricole che possono accettare, c'è una servitù di allagamento che viene riconosciuta ai proprietari, che possono salvare appunto i centri abitati o le zone industriali che stanno a valle. Dopo qualche ora, quando si abbassa il livello del fiume, queste aree vengono svuotate e quindi rimangono allagate per poche ore quando c'è la necessità e solo quando il fiume arriva al massimo livello. Ecco, 18 milioni di euro, lei l'ha definita un'opera strategica per evitare i rischi idrogeologici qui nel Vicentino. Ma lo è sicuramente, come lo sono tutti gli altri bacini di laminazione che abbiamo realizzato, per esempio quello di Caldogno a monte, sul Timonchio, a monte rispetto a dove ci troviamo adesso, che è in grado di trattenere 3.800.000 metri cubi d'acqua, così come quello che stiamo terminando, e anche quello dal punto di vista idraulico è già operativo, sempre a monte ma sull'Orolo, che è in grado di trattenere 1 milione di metri cubi d'acqua. Sono quantitativi d'acqua che evitano di andare ad impattare sulla città e quindi io credo che questo sia positivo. Abbiamo già utilizzato alcuni bacini di laminazione, ne abbiamo già terminati, oltre a quelli che abbiamo appena nominato, altri 5 in giro per il Veneto, li abbiamo già utilizzati in alcuni casi durante emergenze che sono accadute negli ultimi anni e hanno dimostrato la loro efficacia. Ecco, io ringrazio l'assessore regionale e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini in diretta da Vicenza con l'assessore Bottacin. Vediamo cosa sta succedendo sul costo. I sindaci d'altopiano sono uniti contro i velox. Vediamo. Ad alcuni sono arrivate addirittura 8-10 multe per lo sforamento di 3 o 4 chilometri rispetto ai 70 chilometri orari su una strada fluida, di fluidità anche di traffico dal punto di vista viabilistico, e che non può avere dei limiti così serrati che vanno ad incidere solo sugli automobilisti e non sui motociclisti. La strada del costo fa strage di patenti e punti, ma tutti dei residenti dell'altopiano dei 7 comuni che la utilizzano ogni giorno per andare a lavorare nei paesi del fondovalle. E l'obiettivo per cui sono stati posizionati nuovi velox, ovvero una maggior sicurezza del tratto utilizzato troppo spesso come una pista per moto di grossa cilindrata, va a farsi benedire. L'appello arriva dai sindaci dell'altopiano che hanno già contattato il nuovo presidente della provincia, perché la strada è di competenza provinciale, e la prefettura per segnalare il problema. La testimonianza vera è quella che sabato scorso su Costo correvano i motociclisti assolutamente indifferenti ed indisturbati, perché ci viene riferito che questi sistemi di rilevamento non riescono a leggere le targhe delle motociclette. Quindi siamo di fronte a una situazione veramente paradossale che non pone rimedio al problema della sicurezza su quella strada, anzi crea problemi ai molti pendolari. Proprio sui pendolari sta arrivando in questi giorni una pioggia di sanzioni. Ricordiamo che noi abbiamo centinaia di persone che ogni giorno scendono dalla montagna alla pianura per esigenze lavorative, quindi non possiamo pensare che per esigenze presunte di sicurezza legate alle scorribande di motociclisti possano rimettercene cittadini onesti che rispettano il codice della strada e che usufruiscono di questa arteria, che è un'arteria importante per poter lavorare, per portarsi a casa uno stipendio. Il sindaco di Asiago pone l'accento sui rischi che una politica simile potrebbe portare alla montagna altopianese, già alle prese con la piaga dello spopolamento. Che questa gente che dopo la necessità di sobbarcarsi questo percorso in pianura potrebbe anche decidere dall'oggi a domani trasferirsi a vivere in pianura. Cioè non possiamo penalizzare la montagna con sistemi vessatori quali quelli che sono stati installati recentemente.
Il sindaco di Asiago al microfono di Ferdinando Garavello. Torniamo al ballottaggio, ai veleni del dopovoto, soprattutto alle quelle che saranno e sono le nuove giunte. È stata già nominata quella del sindaco di Treviso Mario Conte, che ha vinto le elezioni amministrative al primo turno. Al ballottaggio ha vinto Giacomo Possamai a Vicenza e ovviamente si fanno già i nomi dei possibili componenti della sua giunta. Vediamo il servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Giacomo Possamai, Ciak, si gira. Un film politico che durerà 5 anni con il nuovo sindaco di Vicenza che oggi è al suo primo atto. Sale sul colle di Monteberico e rende omaggio alle 2 lapidi situate nel parco del Museo del Risorgimento e della Resistenza che ricordano i 148 caduti vicentini della guerra di liberazione. Qualche istante di silenzio, poi è già tempo di riprendere a correre verso le prime sfide, a cominciare dall'incontro con i dirigenti comunali a cui Possamai ha chiesto un report per definire priorità, aspetti critici e cose buone da portare avanti, con un focus specifico su PNRR e TAV. Un primo incontro con tutti i dirigenti per fare punto sulle questioni più urgenti, più pressanti, a partire chiaramente dalla TAV, dall'alta velocità, dall'alta capacità. Sapete, perché l'abbiamo detto per tutta la campagna elettorale, che vogliamo provare a chiedere ad RFI, ad IRICAV delle modifiche. Domani a Vicenza arriva l'assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile, Giampaolo Bottacin, per un sopralluogo al bacino di laminazione di Viale Diaz, con una capacità di invaso di 1.150.000 metri cubi, dove i lavori stanno volgendo al termine. Si tratta di un intervento importante a difesa del territorio per sventare le esondazioni, con un investimento da 18 milioni di euro. Sì, lo accompagnerò nella visita al cantiere del bacino di Viale Diaz, un'opera importante perché sappiamo, abbiamo visto purtroppo in Romagna in questi ultimi giorni quanto sia sempre più grave la situazione sul piano del cambiamento climatico e quindi degli eventi drammatici, in questo caso legati al dissesto idrogeologico. E chiudiamo con il Toto Giunta. Giacomo Possamai ha puntato molto sui giovani e in effetti ha più di un tosetto. Matteo, con un'esperienza come assessore al sociale, ed Ennio, già assessore ai lavori pubblici della Giunta Variati. Ma chi rispetta tutti i criteri indicati dal nuovo sindaco per entrare in giunta, vale a dire aver raccolto il maggior numero di voti in campagna elettorale ed essere donna, quindi ottemperare al principio della parità di genere e delle quote rosa, è Isabella Sala, già capogruppo in Consiglio Comunale del Partito Democratico. Nel Toto Giunta, su di lei come nuovo assessore, azzardiamo a sbilanciarci. Isabella Sala, lo dico ai nostri telespettatori, è stata la candidata che ha preso più voti in assoluto sia tra le forze di centrosinistra che tra quelle di centrodestra, quindi da questo punto di vista mi sento di fare questa previsione, sarà assessore, poi toccherà a lei invece sancirlo. È la giunta Inghilleri? No, questa è la giunta Possamai che metterà invece, che sancirà definitivamente se è vero o no che questa previsione è esatta. Questo toccherà a lei confermare se è esatto o no. Giorno lo scopriamo. La giunta Inghilleri. Allora, vediamo, ieri sera ne abbiamo parlato ovviamente a Focus, sentiamo come ha commentato l'esito del voto per quanto riguarda il centrodestra, purtroppo una grossa delusione per Francesco Rucco. Sentiamo cosa ha detto l'assessore Elena Donazzan di Fratelli d'Italia. Quando si perde è difficile trovare il sorriso, è difficile trovare la sintonia, no? E quindi è evidente che questa è una sconfitta che pesa a noi tutti. Non è una vittoria però né di Giacomo Possamai, che pure ovviamente a me ha lasciato abbastanza preoccupata già al primo turno. Quando al primo turno era in vantaggio, io l'ho trovata una situazione già molto delicata. E questa è la prima riflessione che devo fare dentro casa mia, no? Dentro il centrodestra, perché un sindaco uscente ci si aspetta che sia avanti. E invece le frammentazioni, le liste che erano tutte parte del centrodestra 5 anni prima hanno deciso di muovere diversamente. Questo indeboliva già da subito. E io il ringraziamento a Rucco va fatto perché comunque non si è risparmiato, si è speso fino in fondo, così come
con difficoltà abbiamo fatto tutti, anche i partiti di centrodestra, ma certo il primo turno è stata una doccia fredda per noi e quindi la mancanza di entusiasmo da lì ha generato, poi noi abbiamo recuperato un pochino, ma devo dire che il voto complessivo, lo dico agli ascoltatori perché sennò sembra una questione che riguarda solo la città di Vicenza. C'è una grande sconfitta della politica, direttore, perché quando va a votare la metà degli aventi diritto al voto, il sindaco, che ha vinto per poco, è il sindaco della metà dei vicentini e lo sfidante rappresenta la metà della metà dei vicentini. Per entrambi e per tutti noi la sconfitta è che i vicentini non sono andati a votare. E questa era l'assessore all'istruzione del lavoro, alla formazione della Regione del Veneto, Elena Donazzani. Ieri sera a fuoco abbiamo fatto grandissimi ascolti e siamo andati a sentire come sempre i cittadini, i vicentini sull'esito del voto. Sentiamo. Come si sveglia a Vicenza oggi? Come valuta insomma dopo l'elezione del nuovo sindaco? Beh, siamo felici, finalmente una giunta un po' diversa, ci contiamo insomma. Beh, insomma, rassegnata, voleva meglio, però insomma il peggio può sempre venire. Senza criticare il lavoro di chi c'è stato prima, ha fatto sicuramente il suo meglio. È bene che ci siano forze giovani, idee giovani e Vicenza si sveglia. Io sono positiva. Il signor sindaco era sicuramente una brava persona, però ci vuole un po' più di polso. Ovviamente pessimista, ma io sono dall'altra parte, quindi mi sembra logico. Cioè, non sono al di sopra di ogni sospetto, è una mia opinione. Ho tanta paura. Avanti i giovani. Indifferente. Male, molto male. Sì. Cosa si aspetta? Si aspetta, cosa vuole che si aspetti? No, non possiamo aspettarci niente da un ragazzo di 33 anni, cosa vuole che ci dia? Partiamo bene. Sono contento che i giovani si sono mossi, anche se l'affluenza secondo me era patetica. Quando vedremo che cosa farà, allora si potrà dare un giudizio adesso. La cosa incredibile è che l'unica città che è andata al centro-sinistra è Vicenza, ecco quello. Io volevo ringraziare il sindaco Francesco Rucco per questi 5 anni di collaborazione e soprattutto durante la pandemia per il sostegno che ha dato a noi commercianti. Era sempre presente. Mi aspetto che adesso le promesse che sono state fatte in campagna elettorale vengano realizzate. Tanto uno va all'altro, a mio avviso. È come il minestrone, più fa su ti metti dentro, più buono viene. Ecco, e stesso se compagno è il comune. È un 50 e 50. Sono stata un po' delusa comunque e quindi sinceramente non me l'aspettavo. Qualcuno mi ha detto che se l'aspettava, io no. La reazione è quella sperando di novità, di un nuovo inizio e si vedrà. È il tempo dalla ragione se vincente o no. Rimaniamo al balcone e guardiamo, vediamo un attimino. Quale balcone? No, qui a Vicenza non ci sono quei balconi lì. Sempre molto interessante sentire la voce dei vicentini, in questo caso dei cittadini in generale. Mentre si attendono le decisioni di Possamai per la sua giunta, vediamo cosa ha deciso invece a Treviso il trionfatore delle amministrative, Mario Conte. Vediamo. Abbiamo da poco fatto una riunione con la nuova squadra alla quale ho chiesto impegno e che la politica rimane fuori dal palazzo. Noi siamo qui a rispondere alle esigenze della comunità trevigiana, che è l'unico partito di riferimento all'interno di questo palazzo. Il nostro partito di riferimento sono i cittadini trevigiani, tutti, quelli che ci hanno votato, ma soprattutto quelli che non ci hanno votato. Il primo messaggio, tutt'altro che sotto traccia, sembra indirizzato alle segreterie di partito. Prima dei simboli vengono i cittadini, dice Mario Conte, presentando la nuova giunta di Casugana, che comunque tiene inevitabilmente conto degli equilibri interni al centrodestra emersi dalle urne.
con una giunta mista tra riconfermati e new entry, una giunta equilibrata che dà risposta a quelle che sono le sensibilità e le esigenze di tutte le liste che mi hanno sostenuto, e quindi ci sono tutti i presupposti per andare avanti. Le due new entry in senso assoluto arrivano dalle file di Fratelli d'Italia. Gloria Sernagiotto è la nuova assessora alle politiche giovanili e alla scuola, Rosanna Vettoretti allo sviluppo economico e al commercio. È la prima volta in giunta comunale per l'ex capogruppo della Lega Riccardo Barbisan, sue le deleghe al bilancio e al patrimonio. Della precedente giunta rientrano in 4 Alessandro Manera, mister preferenza Treviso, mantiene l'ambiente e il PNRR, e lui il nuovo vice sindaco, mentre Andrea De Checchi va all'urbanistica e ai servizi. Opere pubbliche per Sandro Zampese, riconferma piena al sociale per Gloria Tessarolo. Manca un assessorato che diventerà operativo solo a partire dall'inizio del 2024. Primi indizi: sarà una donna e il suo profilo rigorosamente tecnico. Sarà un assessorato specifico su dei temi che io andrò a valutare da qui a dicembre, che necessitano di un maggiore supporto da parte dell'amministrazione. Sindaco che al momento tiene per sé polizia locale, sicurezza, protezione civile, cultura, turismo, grandi eventi, ambito non banale con una Olimpiade alle porte, e comunicazione istituzionale. Tutte le informazioni istituzionali o escono da me o escono dagli assessori, previo accordo col dottor Francesco Vigatto. Altra delega di peso trattenuta da Conte, quella all'università. Treviso città universitaria è una di quelle deleghe che ho fortemente voluto, ma soprattutto uno di quegli obiettivi sui quali io credo molto. Deleghe specifiche saranno attribuite anche ad alcuni consiglieri comunali. Un nome c'è già e si occuperà di rapporti con le istituzioni. È una forma di ringraziamento, di stima e di affetto nei confronti del generale Iannicelli, che fin dal primo giorno mi ha sostenuto in questa avventura. E questo in attesa di capire chi sarà il nuovo presidente del Consiglio Comunale, convocato per il 6 giugno. Quanto alle priorità, sono quelle di sempre, soprattutto in ambito sociale. I nostri spin doctor da un punto di vista politico sono i bambini. Noi vogliamo con grande determinazione costruire una città a misura di bambino. E sentiamo la voce delle new entry, e cioè in particolare Gloria Sernagiotto e Rosanna Vettoretti per Fratelli d'Italia, e poi Riccardo Barbisan. Vediamo. Un pensiero oggi non può che andare a mio papà, che ricordo con affetto, e se sono qui oggi è anche merito suo. E ringrazio il mio partito che mi ha dato la possibilità di candidarmi, ringrazio tutte le persone che mi hanno votato e ringrazio il sindaco Mario Conte per avermi dato questo grande ruolo di responsabilità. Ho delle deleghe importanti e sono a servizio della comunità trevigiana. Il primo pensiero di Gloria Sernagiotto va al padre Remo, già assessore regionale, mancato nel 2020, e fautore dell'approdo all'Europarlamento di Fratelli d'Italia. Proprio tra i meloniani Sernagiotto è risultata la donna più votata. L'altro volto espresso dal partito della Premier è quello della nota giornalista e imprenditrice Rosanna Vettoretti. Con grande sorpresa ho avuto da Mario Conte, il sindaco di Treviso, questo incarico che mi ha veramente onorata, e voglio ringraziare quindi tanto Mario Conte, il mio partito Fratelli d'Italia che ha creduto in me, i trevigiani che mi hanno votata. Il mio impegno sarà questo: ascolto e lavoro. Lavorerò per voi, lavorerò per l'amministrazione comunale, per soddisfare tutte quelle che sono le problematiche di voi cittadini, che siete al centro di quello che sarà il mio impegno. Grazie. Già consigliere regionale e capogruppo del Carroccio Casugana, l'altra new entry del Mario Conte bis è Riccardo Barbisan, suo il bilancio. Un assessorato importante, strategico, di grande responsabilità, magari non di enorme visibilità, ma che è trasversale a tutte quelle che sono le scelte fondamentali, prima di tutto il sociale. Il nostro sindaco ormai 5 anni fa fece una promessa che nessun cittadino trevigiano sarebbe stato lasciato indietro. Questa promessa ce la prendiamo e con l'assessorato al bilancio e al patrimonio cercheremo di dare ancora a questa promessa realizzazione nei fatti. Barbisan subentra nei referati di Cristian Schiavon, che di fatto resta l'unico escluso eccellente dal giro di nomine. Schiavon, terzo più votato della Lega, al telefono non rilascia dichiarazioni. E sentiamo anche chi sono i riconfermati, sentiamo cosa hanno detto. In particolare tra questi c'è Alessandro Manera, che è stato nominato vice sindaco e che ha ottenuto molte preferenze. Sentiamo.
Ringrazio il sindaco di aver scelto me, è chiaro che dovrò lavorare ancora di più per mantenere questo ruolo e cercare anche di soddisfare le sue richieste dal punto di vista delle nuove deleghe, peraltro anche lo sport, che sicuramente è una delega molto importante, su cui noi crediamo molto perché è il frutto di rilancio di molti giovani che devono trovare nello sport una via anche di uscita da tante situazioni difficili. Fa sua pure la delega allo sport Alessandro Manera, anche se la partita più complessa resterà quella del PNRR, che per Treviso vale oltre 130 milioni di euro. Siamo nei tempi, rassicura più volte il nuovo vice sindaco nel corso della mattinata. Manera vede così aumentare il suo peso specifico, subentrando nel ruolo che era di Andrea De Checchi, che va all'urbanistica e ai servizi. Portabandiera di Forza Italia, De Checchi garantisce sulla solidità dell'alleanza. La variabile del Mario Conte bis, del resto, è la presenza in giunta di Fratelli d'Italia. Assolutamente buoni, come sono sempre stati. Non è preoccupato? No, per nulla, ci mancherebbe, assolutamente. Il centrodestra è un movimento assolutamente compatto in tutte le sue anime e sono convinto che anche vedendo la caratura dei colleghi che sono entrati in giunta ci sarà assolutamente affinità, ma non c'era mai stato alcun dubbio in questo. Continuare e portare a termine le cose fatte, il mantra di Zampese e Tessarolo. Dal mio punto personale mi adopererò sempre con più impegno proprio per cercare di portare avanti le opere pubbliche, quelle che abbiamo iniziato e quelle che abbiamo in programma di fare. Continua la pedalata, vuol dire che abbiamo fatto bene, il sindaco ha fiducia, il programma elettorale era molto chiaro e quindi sul sociale continueremo a investire con coraggio, come ha detto il sindaco, ma anche con la capacità di adattarci al momento, perché i 5 anni che abbiamo passato con una crisi economica prima, la pandemia e poi la crisi energetica e la guerra ci hanno insegnato che nulla è stabile. Andrea Basso e Francesca Pezzo questa mattina in regia. Andiamo in pubblicità pochi minuti, 2 minuti, e torniamo qui con le notizie e i collegamenti in diretta con i nostri inviati. Andiamo in diretta a Padova, dove continua la protesta dei cittadini contro la chiusura del ponte Borgomagno. Colleghiamoci con Chiara Gaiani, a te la linea. Buongiorno da Padova, ci troviamo davanti a quello che ormai è diventato una sorta di cavalcavia della discordia, il cavalcavia Borgomagno. Questa corsia che vedete, quella che dal centro città porta all'Arcello, ormai è chiusa da quasi un mese, l'Ascom ha dato vita a una manifestazione proprio per chiedere al Comune di rivedere questa sua decisione. Con noi c'è il presidente di Ascom, Patrizio Bertin, che ringraziamo. Ricevete decine di telefonate dai vostri commercianti che sono al di là del cavalcavia, quindi nel quartiere dell'Arcella. Sì, è una preoccupazione che va avanti da anni, perché insomma prima è stato detto che il ponte non aveva stabilità, quindi era pericoloso, e diciamo la verità, lì noi abbiamo alzato le mani, perché se un ponte è pericoloso va chiuso e non si discute. Oggi viene fuori che il ponte non è pericolante o pericoloso e quindi si può aprire. Allora questa è una situazione ideologica, non si vuole aprire perché c'è una guerra alle auto. Abbiamo una situazione che è imbarazzante perché abbiamo il SIR 3 che sta partendo con i lavori e quindi da una parte viene insomma blindato perché ci sono i lavori del tram, da un'altra parte vengono chiusi perché un cavalcavia viene considerato un attraversamento, perché per loro questo è un attraversamento. No, è un'esigenza per collegare una parte di città importante come l'Arcella al centro storico, e questo è il valore di questo ponte qua, di questo cavalcavia, e noi dobbiamo assolutamente chiedere all'amministrazione di aprire questo cavalcavia. Ne va della vita di una parte di città, di commercio, ma anche di cittadini che lo stanno chiedendo. Sono state raccolte 5.000 firme, non una firma, e non è Patrizio Bertin che sta chiedendo questo, è un movimento, l'associazione nostra, che siamo bombardati di telefonate tutti i giorni che ci chiedono aiutateci, aiutateci. Non possiamo sottrarci a questa cosa, lo faremo fino alla fine, fino a quando il cavalcavia sarà riaperto.
Ecco, c'è un problema di traffico in generale però sulla città di Padova da discutere. Tra l'altro ricordiamo che il quartiere che è alle nostre spalle è il quartiere più popoloso di tutta la città. Sì, l'Arcella è il quartiere più popoloso della città. La città è congestionata e ce ne rendiamo conto perché sono stati fatti tantissimi sensi unici, sono state convogliate le auto tutte sui sensi unici, quindi code interminabili, sono stati fatti giustamente piste ciclabili, marciapiedi sempre più ampi, però questo chiaramente a una città come Padova che ha 200.000 abitanti, che però in città ne arrivano 500.000, qualcuno mi deve spiegare come si fa. Abbiamo le tangenziali che sono intasate al mattino, non ci si può mettere sulla tangenziale e quindi è un problema veramente oggi di rivedere un piano del traffico urgentemente e cominciare a capire assieme anche ai tecnici quali sono le soluzioni immediate da dare a questa città. Padova rischia tantissimo, noi non vogliamo che sia una città ricettiva, una città bella, accogliente, ma anche fluida nel traffico. Ecco, allora noi ringraziamo davvero Patrizio Bertin e penso sarà la prima di una serie di proteste che come commercianti metterete in atto, e da Padova restituisco la linea allo studio. Grazie molto a Chiara Gaiani. Vediamo due notizie dal Gazzettino Online. Tenente Colonnello guardava video porno in ufficio, il TAR revoca la sospensione dal servizio. E poi peschiera blindata per il raduno abusivo, la chiamata degli ultra dell'Hellas contro le baby gang straniere, difendiamo casa nostra, è previsto anche la presenza del ministro Salvini. Andiamo a Venezia e appunto c'è una sfida tra Salvini e questi ragazzi. Andiamo a Venezia dove infuria la polemica sugli affitti. Il comune sostiene, gli albergatori in particolare sostengono che i bed and breakfast improvvisati, il turismo mordi e fuggi con affitti molto brevi sta penalizzando la città e sta portando troppa gente. Allora vediamo quali sono una delle proposte in campo. Vediamo. La proposta di legge per regolamentare gli affitti brevi fatta circolare dal governo ha scontentato tutti. Lo sostiene a Venezia il gruppo consigliare Tutta la città insieme. Scontenti quelli che chiedevano di equiparare i proprietari e imprenditori e gli stessi proprietari che non vogliono limitazioni. Gli affitti turistici brevi convengono troppo e rischiano di creare una bomba sociale. Permettere ai locatari di mantenere la cedolare secca droga il mercato dell'affitto e favorisce la concorrenza sleale. Non porre un limite alle locazioni brevi significa anche spopolare sempre più i centri e spopolando e impoverendo di popolazione si impoveriscono anche naturalmente i servizi che la popolazione ha e questo determina una qualità della vita che nei centri storici diventa sempre più pesante, sempre più difficile. Gli affitti brevi così gestiti portano a uno spostamento forzato di residenti non temporanei nelle aree periferiche della città, sostengono questi consiglieri, con conseguenze non banali dal punto di vista dell'erogazione dei servizi pubblici, ma anche psicologiche e identitarie. E le accuse arrivano fino al sindaco Brugnaro. E nel panorama nazionale si distingue per incoerenza il nostro sindaco Brugnaro, che si era detto paladino di un regolamento delle locazioni brevi e che invece adesso sostiene che sostanzialmente tutto va bene, basta che entri qualche soldo in più nelle casse comunali e che i locatari invitino i visitatori e i turisti a comportarsi bene e a rispettare il decoro della città. La proposta è chiara, il diritto alla casa si difende rendendo meno conveniente l'affitto non residenziale, ovviamente nel rispetto delle regole da parte di tutti, quindi anche del diritto dei proprietari di poter rivendicare l'uso dell'appartamento dato in affitto al termine del contratto. Servizio di Federico Fusetti. A proposito di turismo, un altro ponte straordinariamente ricco di presenze a quanto pare, perché quello del 2 giugno che è in arrivo potrebbe portare nelle nostre città molta altra gente. Vediamo cosa dicono i bassanesi. Fine settimana del 2 giugno lo passerà fuori oppure a Marostica? Passerò a Marostica al lavoro sperando che ci sia un po' di gente e aspettiamo, insomma, queste 2 giornate di piena, speriamo, ecco.
Ascolti, in realtà però già a Pasqua, insomma, anche per la festa della ciliegia, Marostica ha dato, insomma, è stata molto attraente dal punto di vista del turismo. Sì, dai, abbiamo lavorato, sì, ha lavorato, abbiamo visto parecchi turisti. Turisti? Si sono rivisti gli stranieri? Sì, stranieri sono arrivati a Marostica, tedeschi, tanti tedeschi. Lavoro per forza. E lei pensa che ci saranno turisti invece che arrivano? Ha già qualche sentore qui a Marostica? Oddio, penso anche di sì, perché comunque Marostica ha il suo movimento. Essendoci un weekend, penso di sì. Si sono rivisti anche parecchi stranieri? Sì, devo dire sì, quest'anno abbiamo visto un po' più di stranieri. Chi non lavora il 2 giugno è diviso tra chi non si sposterà e chi invece potrà godere qualche giorno fuori. Qualche giorno di relax. Serve adesso? Sì, un po' di riposo. Questo 2 giugno cade giusto per la fine della stagione, quando le mamme sono anche più affaticate. Sì, diciamo che un po' di ricarica al mare ci vuole. No, niente. Si lavora addirittura? No, stiamo a casa. Niente, a casa. E perché è un fine settimana un po' anomalo? Soldi? Questione soldi? Ancora incidenti stradali, ci colleghiamo in diretta di nuovo con Chiara Gaiani. Chiara, dove sei? Cosa è successo? Direttore, buongiorno, ci troviamo con il collega Federico Cibotto in via Forlanini a Padova, alle mie spalle. Questa è una zona residenziale all'altezza del cimitero maggiore. Per chi conosce la città, questa mattina un camion della nettezza urbana e sono ancora ben visibili le tracce di rilievi condotti dalla polizia locale sull'asfalto. In retromarcia ha investito una donna di 83 anni che era scesa, pare, da casa per andare a recuperare il cellulare nell'auto. Come potete vedere dalle immagini, questa è una zona residenziale, ci sono parecchi condomini, parecchi caseggiati. La donna è stata investita, il camion non si era accorto di niente, è gravissima in ospedale. I rilievi, come dicevo, sono stati condotti dalla polizia locale. Nelle edizioni di questa sera, direttore, vi daremo tutti gli accertamenti. Questa era la notizia flash di quanto è accaduto davvero poco fa. Da Padova è tutto, ringrazio ancora Federico Cibotto e ti restituisco la linea. Chiara, grazie per questa diretta e con questa notizia appena arrivata. Sempre per restare in tema di persone anziane, in questo caso un anziano che è stato colpito da malore mentre lavorava dietro casa ed è stato salvato dai suoi cani da caccia. Molto spesso vengono criticati i cani per aggressioni, ovviamente e gli aggrediti hanno delle buone ragioni per protestare, soprattutto quando sono cani che sono lasciati liberi, e si sa che cani di certe razze non possono circolare liberamente perché possono fare del male, ma in questo caso l'anziano è stato salvato dai suoi cani da caccia. Vediamo cosa ci dice Monica Smiderle. Al campanello di casa in via Appo Castello a Borso del Grappa oggi non risponde nessuno. Si sente soltanto l'abbaiare dei cani. Sono i cani da caccia di Pietro Fabian, il 76enne che questa mattina è stato salvato proprio dai suoi amici a quattro zampe. Sono agitati, cercano il loro padrone che però è in ospedale. Tutto è successo in pochi minuti questa mattina. L'anziano stava lavorando dietro casa da solo quando è stato colpito da un malore improvviso che lo ha fatto cadere a terra. I cani si sono accorti che qualcosa non andava e hanno iniziato ad abbaiare, attirando così l'attenzione della moglie. Era in cucina lei e lui era di dietro perché hanno la riva di dietro e sente i cani abbaiare ed è andata a vedere, guarda, è andata a vedere e l'ho visto per terra. E non so se è caduto, se è venuto qualcosa e adesso lei è all'ospedale. Se no non andava di dietro subito lei. Ha sentito i cani abbaiare e è andata giù e l'ha trovato per terra. La donna ha chiamato subito il 118 e sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM di Crespano. Dopo le prime cure, Pietro Fabian è stato portato in pronto soccorso a Castelfranco Veneto. Qui le sue condizioni sono migliorate. Il 76enne si sta lentamente riprendendo e questo grazie ai suoi due cani che di fatto gli hanno salvato la vita. Un risvolto molto positivo grazie a questo affiatamento, a questa
particolare passione per gli animali, dove è veramente una simbiosi tra Pietro e i suoi cani oggi hanno veramente dimostrato quanto sia importante questo legame e gli hanno salvato la vita. Un legame, quello tra Pietro e i suoi cani da caccia, che da oggi ha un valore ancora più intimo e profondo. Monica Smiderle, sono anni in cui i negozi muoiono come mosche, tra quelli più vulnerabili, tra gli esercizi più vulnerabili ci sono sicuramente le edicole per il calo delle vendite della carta stampata, e spesso sono edicole anche cartoleria, che sono sul posto da tantissimi anni e sono un punto di riferimento per i cittadini. Purtroppo ha chiuso quella di Fontane Chiesa Vecchia a Villorba. Vediamo. Oggi è l'ultimo giorno, con molto dispiacere, però è arrivato il momento della mia chiusura. Fontane Chiesa Vecchia rimane senza la sua edicola cartoleria. Per il momento nessuno ha deciso di prendere il posto di Cati Zanatta, qui da 18 anni, e quello che è un servizio per l'intero quartiere viene così a mancare. È una delusione perché questi paesi stanno chiudendo, stanno morendo tutti quanti. Ci saranno solo le multinazionali. Aiutateci. E altrettanto complicato è coinvolgere dei giovani, dice, in queste attività che comportano una difficile conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita. È difficilissimo, non so per quale motivo, però è difficile. Forse avranno altre idee più grandi, non lo so questo. Mi sono chiesta tante volte, però una risposta non l'ho mai trovata. Comunque è un sacrificio fare sto mestiere. Non è un sacrificio, perché dopo, se ti piace, la gente ti aiuta con le sue parole, a una parola, non è un sacrificio. Il cartello alla porta, il saluto ai clienti, tanta commozione. Non credevo una cosa del genere, io ho avuto tantissime persone che mi hanno accolto con gioia, mi hanno fatto vedere il proprio amore, che non credevo, sono rimasta felice. E grazie di questo posto, grazie a Fontane. Che peccato, era commossa ovviamente la signora, servizio di Lina Paronetto. Andiamo in pubblicità, torniamo subito. Torniamo a Bassano del Grappa, dove è partita la raccolta delle firme della CGIL per la sanità. Liste di attesa infinite, carichi di lavoro pesantissimi per chi lavora all'interno degli ospedali e dei servizi territoriali. Medici che mancano, a partire dai medici di medicina generale, ma nei pronti soccorsi e nei reparti. Noi da tempo chiediamo risorse vere, investimenti veri e una valorizzazione del personale, perché altrimenti la sanità rischia veramente di collassare. Per tutte queste ragioni la CGIL ha avviato una raccolta firme per chiedere alla Regione Veneto un piano straordinario di assunzioni nella sanità pubblica. La salute non è una merce, la salute è un diritto, questo lo slogan della campagna partita questa mattina da Tiene. Sono anni che denunciamo tagli indiscriminati ai servizi, che denunciamo scarsa attenzione al personale e insufficienti assunzioni. Ormai l'acqua tocca la gola e quindi per noi è diventato fondamentale che la Regione si faccia finalmente parte attiva a livello nazionale, perché vengano fatti investimenti veri per la sanità pubblica e vengano sbloccate le assunzioni anche negli enti locali. E ci sono anche gli stipendi dei medici a confronto. I medici di Padova sarebbero quelli meno pagati e il sindacato dei primari ha scritto al governatore Zaia. Vediamo. È l'ospedale Veneto, leader nei trapianti. L'ultimo, quello eseguito dal professor Gino Gerosa, ha permesso di trapiantare un cuore fermo da 20 minuti, aprendo così nuovi scenari importanti per la medicina. Eppure l'azienda ospedaliera di Padova vanta anche il primato di avere i sanitari meno pagati della regione. Sono almeno 30 anni in cui i medici di Padova e anche il personale viene penalizzato da una distribuzione dei fondi regionali che penalizza, perché una voce importante del nostro stipendio, che è legato proprio all'incarico, alla carriera,
Questo rispetto ad altri valentissimi colleghi delle altre ULSS sono migliaia di euro in meno, e questo rende ancora meno attrattivo Padova rispetto agli altri ospedali. Questo ha portato negli anni ad una progressiva fuga di eccellenze mediche verso strutture private, a discapito quindi dei pazienti che si rivolgono a Padova e al suo ospedale proprio per la sua rinomata scuola medica. Per questo il dottor Giampiero Avruscio, presidente del Sindacato Nazionale dei Primari Ospedalieri, ha scritto una lettera al governatore del Veneto Luca Zaia per chiedere che gli stipendi dei medici padovani siano quantomeno equiparati a quelli delle altre USL. Una cosa che io ho chiesto in questa lettera è quello che si istituisca una commissione che vada finalmente con l'assoluta trasparenza però a vedere perché questi medici di Padova debbano guadagnare meno degli altri, perché c'è stata questa distribuzione dei fondi che penalizzi Padova. Un concorso per studenti dedicato all'ecologia in un momento in cui si parla tanto di cambiamenti climatici, di tutela dell'ambiente, un concorso proprio dedicato agli studenti delle superiori per volontà del Patriarcato di Venezia. Una specie di laboratorio, il tema è l'ecologia, i protagonisti sono gli studenti delle scuole superiori di tutto il Veneto e non solo del veneziano. L'idea di questo concorso è provare a fare in modo che i giovani, aiutati dai loro docenti, dai loro educatori, possano provare a studiare, a elaborare e a costruire delle proposte, dei percorsi, delle anche idee nuove per costruire una nuova cultura della sostenibilità, della cura del creato, una nuova cultura anche della vita comune e della vita sociale. Il tema è l'ecologia integrale, una proposta intellettuale, scientifica, spirituale, fatta da Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si. Per il concorso ci sono schede progettuali su vari temi, che prevedono l'accompagnamento di un tutor e il coinvolgimento di Ca' Foscari e di altre università e imprese, dall'acqua agli edifici, dall'energia alla mobilità. Lo scopo è rendere i giovani protagonisti. Nelle parrocchie non è più scontato averne tanti, magari ci sono, ma vanno riportati al centro. Diamo una mano concretamente ad entrare nel mondo accademico e scolastico, mettendo a fuoco che non c'è solo un aspetto progettuale, profetico, futuro, che questi giovani sono chiamati a mettersi in gioco. Prima di tutto ci sono loro come protagonisti, come uomini, come donne, come esseri umani che hanno bisogno anche di guardare a quel valore che sono. Ora si può già manifestare interesse per il concorso, che prenderà il via vero e proprio nel prossimo autunno. E polemiche social sul seno di Sabrina Salerno. I soliti haters da tastiera sempre attivi sostenevano che il seno della nota cantante showgirl fosse rifatto, e lei sui social manda una perizia medica in cui sostiene invece che dimostra la perizia medica che il seno è vero. Vediamo. La storia clinica, gli esami pregressi e l'obiettività attuale escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari. Spero con questo documento di aver messo la parola fine ad una fake news che mi perseguita da più di 30 anni. Sono le parole che Sabrina Salerno ha affidato ai suoi social, a corredo della perizia firmata dal chirurgo plastico di Treviso, Giorgio Berna. Dopo le numerose insinuazioni sulla naturalità del suo seno, la showgirl, residente a Mogliano Veneto, ha deciso di pubblicare la perizia eseguita per attestare l'assenza di protesi mammarie e mettere fine così alle critiche di chi l'accusava di essersi rifatta. La paziente, si legge nel documento, non riferisce alcun intervento chirurgico al seno, è in follow-up mammografico ed ecografico da circa 20 anni. Il risultato dell'esame dimostra come non siano presenti cicatrici né masse palpabili. Un'attestazione che viene da chiedersi se fosse necessaria. Numerosi i commenti sotto il post di Sabrina Salerno. Sostegno ma anche indignazione. Ci si domanda infatti se fosse necessario arrivare a tanto per smentire voci e fake news. La vicenda apre una riflessione ancora più ampia su quanto il corpo delle donne sia sempre sotto giudizio, nel bene e nel male. Un corpo che parla sempre, ma che sempre, nel bene e nel male, viene messo davanti alla competenza. E questo accade soprattutto nell'ambito del mestiere scelto da Salerno. Una bellezza la sua che racconta come un'arma a doppio taglio. Da una parte mi ha dato tantissimo, dall'altra mi ha bloccato in una gabbia, racconta la showgirl.
Non avete idea di quanti addetti ai lavori spesso invidiosi mi abbiano ostacolata. Ostacoli che a 55 anni Sabrina Salerno, anche con la pubblicazione di questo post, vuole superare definitivamente. Quindi bisogna evitare comunque il cosiddetto body shaming. È tutto per oggi, grazie molte, grazie a Andrea Basso e Francesca Pezzo in regia, ci vediamo stasera a Focus, buona giornata.